Ciao tifosi del Napoli! La nostra squadra continua a lavorare sodo per migliorarsi e puntare sempre più in alto nella prossima stagione. Oggi abbiamo delle notizie fresche che potrebbero interessarvi molto. Prima di entrare nei dettagli, vi invito a lasciare un like a questo video e ad iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati su tutte le novità azzurre. Passiamo subito alla notizia del giorno. Mario Rui, uno dei protagonisti del nostro storico scudetto, sarebbe al centro di diverse trattative di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il terzino portoghese avrebbe ricevuto ben 5 offerte da club importanti, tra cui il Lille, pronto a disputare la prossima Champions League, e il Sao Paulo, con una proposta economica molto allettante. Nonostante queste opportunità, sembra che Mario Rui abbia deciso di rifiutare tutte le offerte, mostrando forse la volontà di continuare la sua avventura in maglia azzurra. Ricordiamo che con l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, potrebbero esserci dei cambiamenti tattici e di formazione, e il futuro del nostro terzino potrebbe essere ancora tutto da definire. La situazione resta quindi aperta e interessante da seguire nelle prossime ore di mercato. Sarà curioso vedere quale sarà la decisione finale e come si evolverà il rapporto tra Mario Rui e il club partenopeo. E adesso vogliamo sapere la vostra opinione, cari tifosi. Cosa ne pensate della scelta di Mario Rui di rifiutare queste offerte? Credete che possa ancora dare molto al Napoli o sarebbe meglio per lui cercare nuove sfide altrove? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi al canale per non perdervi nessun aggiornamento sul nostro amato Napoli. Grazie per l'attenzione e come sempre, Forza Napoli!